Fine sera ben chiataz, a Novis, al Sfante, una rapina in tal park dalle macchinis di un supermercato di Udine in via Cividat e al cor da ora al delinquente che dopo al ven bloccato dagli agenti di polizia col taser e arrestato per tentate rapine ingriviate, lesioni personali e resistenze a pubblico ufficiale. Alle succedute tutte sabide di sera subito dopo gli svot. Un uomo di 30 anni udinese ha dato un tirone a un uomo di 68 anni sentato in macchina e lo ha minacciato di copalu contro un curtise se ne deve duci bex al calveve. Ma un cliente dal supermercato di 34 anni l'ha fatto correre il rapinador. Sono arrivati anche gli agenti dalla volante della questura di Udine che lo hanno bloccato durante il taser. Dopo alle anche saltato fuori che il delinquente aveva di poco curtissato un cognoscente che si era rifiutato di dare 100 euro e che per questo gli era finita al pronto soccorso dall'ospedale. Così si è zontate un'altra denuncia. Alle di 900 euro il valore dalla rapina fatta in serie a orari di serata al ponte di vendite dalla Coop di Via Udine a Maian. Un lari solitaria, la parente Cence e Armis, a lei è entrata dentro dalla bottega e si è voltata verso di una cassiere e si è fatto consegnare i bes. La femmina, 49 anni di San Denele, e ha fatto da urdi cieca alla dite il rapinador. L'ompa l'ha chiappato sui bex, l'è stiampata. Sul puesto sono arrivati i carabinieri dal nucleo di investigazione dalla stazione di Maian. Da ormai sono scattati le indagini, vengono visionati anche i filmati dalle telecamere di videosorveglianza che sono in attività dentro e fuori dal locale. Un deltaplanista polacca all'è colato subito dopo essi llevato sulla Monte Valinis. Alle succedute torda lune dopo di misdì. L'uomo di 40 anni ha perduto il controllo dal velivolo per colpe dall'aia di tramontane che lo ha sburtato in giù. Aiutarlo all'estate l'elicottero di soccorso dal suo DPF in Chiadovri, che ha portato il personale sul puesto e ha provveduto a imbarcare l'uomo e menarlo all'ospedale di Pordenone. Per lui una forte pacche sulla schiena. Sono responsabili dalle lesioni su nevore gravis hepatitis dal frutto che dal 2015 alla rischiata di ineasita alla piscina di Glemone all'arrestato miece paralizzata. Il Tribunale di Udine ha confermato la sentenza dal giudice di Paz di Tumiece che aveva condannato la presidentessa di 40 anni dall'associazione che curava la struttura e l'istruttore di 27 anni che aveva di dal frutto. La femmina è stata condannata a una multa di 2.500 euro, l'uomo a una multa di 2.000 euro. Tutti e due sono stati anche condannati a pagare alla famiglia una provvisionale di 30.000 euro. Un uomo di 65 anni è stato denunziato per violenza sessuale. Il Prince di Avost è stato fermato dalla polizia locale, dalla comunità di montagna della Chiarnie e alla stazione dagli Corrieri di Tumiece per aver fastidiate e molestate dagli feminis. Era in condizioni di esaltazione alcolica su un corriere in partenza. In tal tempo, le vittime si erano già allontanate senza che si potesse arrivare a identificarli. In tal dis dopo è stata inviata un'articolata attività di investigazione partendo dall'analisi delle immagini di videosorveglianza, così è stato possibile ricostruire i movimenti dall'OMP dentro dalla stazione, verificati anche sul puesto con gli aiutori dai conducenti dagli corrieri di linea e dall'azienda di trasporto pubblico Arriva Udine SPA. Una volta controllate c'è che è succeduto, si è potuto arrivare a conoscere anche l'identità dagli vittime che dopo dopo chiatati sfur dalla polizia locale e hanno deciduto di presentare denunce.
Udin e torna a farsi biele in spiete dalla sfilade dagli alpins dall'Ancul Cuven, in plui di stradis che non si metteva in mano all'asfalto di Almancul 30 anni, l'attenzione gli è stata data in particolare a Vial della Vittoria e sentin su questo argomento il vice sindic Loris Michelini. Abbiamo approvato in giunta un rifacimento completo di tanti stradi per asfaltature e per sicurezza. Ho voglio un po' cadius quali sono, perché dopo lei a voi di sapere giustamente che le strade sono intervenire. Allora ho in via Chiusa Forte, che tra via Pieri e Piazzale Colbe, o lei via Planis, un tocco a Vondelunk, ora lì che fa i marcepis, in via San Valentin, lì dal distretto sanitari, dopo via Levat, che è più di 3 quarti, fino a via Gurisse, dopo via l'Europa Unita, un tocco lo ringa fa dopo, appena che ho fatto le gare da PAL che inizierà dai prossimi giorni. Dopo via Isonzo, un toc e un altro toc lo faccio in subite, e dopo via Ballasserie Basse, le zone a metà vie, fin arrivare alle zone artigianali. Anche lì è mal, perché una volta facevano a 3 cm, purtroppo non quindi fa di 5 cm più a autostrada di altri svot per poter fare dopo interventi e via della Vittoria che praticamente è tanto trafficate, ma lì la ringa fa passare anche le future sfilate degli alpini, quindi trattare bene, fare bene, fai in modo che dopo non poter intervenire a fare rettifichi via della Vittoria sia Lanzù sia Torantiu. Una istanza per muoversi e impugnare la sentenza in confronti di Alejandro Augusto Stefan Mera, deliberato perché è considerato non imputabile dall'accusa di aver copato i due poliziotti Matteo De Menego e Pierluigi Riotta in tune sparatorie in questure a Trieste. Gli è stata depositata alla Procura Generale della Corte d'Appello Triestina e dagli avvocati difensori dall'Associazione dai feriti e vittime della criminalità e dal dov'è che è parte civile dal procedimento. L'istanze è batte sul fatto che la Procura Generale ha di presentare appello. E come chiacchiarin di Varsila, l'udienza è davanti dal giudice dal lavoro dal Tribunale di Trieste per discutere le esposte depositate dai sindacati in tai confronti dalla Varsila per comportamento antisindacale e è state spostate il 21 di settembre cuven. Sono stati problemi tecnici dalla trasmissione di qualche atti e documenti per la FIMCISL. È un tentativo di bande dell'azienda di Pierre di Timp. Il sindacato resta fermo sulla sua posizione e al continuo a domandare che la procedura venga ritirata. La Wilm mette in evidenza che non cambia nulla e che tornerà in tribunale di una settimana con le stesse convinzioni. La FIOM CGL fa sapere che continua il presidi e la battaglia dai lavoratori. Un'alerte meteo di color giallo per plois forti e temporai è stata mandata fuori dalla protezione civile dal Friuli Vignesi Giulia. L'avviso di criticità idrogeologiche alle valite dall'Issis di Usgnot fino all'Issis di Domanga Buinore, massime per la pianure e la marine. Spettacoli di qualità e con una visione contemporanea e trasversale dalla metode in scene. Sono che proponuti dalla seconda stagione dal Teatri Stabile Furlan. La presentazione è stata fatta di mattina al Teatri Nuovo Giovanni da Udine. Sintin il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Ma voi sta presentato il programma del Teatro Stabile Lenghe Furlane, ne abbiamo la realtà che opera qui a Udine. Di sopra si erano presentati queste strutture proprio dei teatri che sono in città, per la mostra, il Teatro San Giorgio e il Teatro Grande Giovanni da Udine. Quindi siamo contenti di questo programma, si tratta di opere inedite, gran parte, che venivano presentate per sentire attraverso la lingua furlane anche c'è il teatro
in forme moderne al vive il Furlan, perché è importante, non dome fevelalo, ma anche rappresentarlo in opere artistiche come il teatro lo permette. Quindi complimenti ai organizzatori e in particolare al gruppo che dirige il Teatro Stabile in lingue furlane. E anche per usgnot alle dut, gnovis al torne domani sere, sempre a Nuf, mancul vince. Mandi.